Allora entriamo appunto nel cuore della serata e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la dottoressa Mariangela Ruta, archeologa, direttore archeologico nella Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto fino al 2009, ha coordinato la tutela dei territori di Belluno, Padova, Vicenza e Treviso, ha condotto campagne di scavi, collaborato alla progettazione di numerosi musei ed è stata anche direttrice del Museo Nazionale a Testino fino al 2009, dal 92, quindi un lungo periodo di direzione, a Este. E inoltre ha fatto parte del comitato scientifico e organizzatore della mostra che forse voi ricorderete a Palazzo della Ragione Venetnes, scusate, questa sera mi correggerà la dottoressa Ruta. Una mostra straordinaria che fu allestita nel 2013 e speriamo ci siano altre occasioni di questo tipo anche in futuro. Questa sera il cuore dell'argomento è il Portello e le antiche necropoli appunto del Portello. Do la parola quindi alla dottoressa Ruta per raccontarci questa straordinaria storia, poco visibile agli occhi, ma importantissima. Grazie e buona serata. Grazie Roberta e ringrazio per l'invito perché la mia liaison con Portello Segretto è sempre sentita. Questa chiacchierata di stasera vuole focalizzarsi sulle necropoli orientali di Padova, ma va detto subito per introdurre il tema e vediamo la prima slide, la copertina del PowerPoint che abbiamo preparato, che Padova nel primo millennio avanti Cristo non era un piccolo villaggio fangoso come qualcuno poco aggiornato potrebbe pensare. Padova era una vera e propria città antica. Ne vediamo la pianta con in rosso i vari punti di rinvenimento relativi all'abitato, quindi le case nell'ansa e nella controansa. Ne vediamo le necropoli a sud, a est e ne vediamo persino i campi, perché si tratta di una città strutturata, organizzata dal punto di vista dello spazio, osiamo definirla urbanistica, e nella successiva ricostruzione vediamo la nostra città così come è stata simulata attraverso i dati archeologici. Sicuramente tutti noi possiamo annotare come la vita e la floridezza di Padova sono dipese dall'acqua, dalle sue acque abbondanti che la percorrevano sia all'interno dell'ansa e della controansa che, come potete vedere, con rami paleoalvei minori come quello che possiamo notare a nord dell'abitato.
e vediamo che le stesse necropoli scelgono di stare accanto all'acqua e questa non è certo una scelta casuale, è una scelta metaforica perché l'acqua, il guado, divide la città dei vivi dalla città dolente. Quindi il cerimoniale funerario dei Veneti antichi si svolgeva anche via acqua. Ecco, questa è una riflessione da tenere presente quando ci raccontiamo la storia della nostra città. Padova è una città, dicevo, vera e propria in termini di impianto stradale, in termini di confini pubblici, in termini di istituzioni e in termini di scrittura. Vediamo nella immagine successiva quanto siano parlanti le stele funerarie che vengono dalle necropoli patavine. Perché dico questo? Scusate, perché le stele iscritte sono monumenti in Veneto esclusivi di Padova. Nemmeno Este, che contendeva a Padova il primato di capitale dei Veneti antichi, nemmeno Este ha restituito stele figurate in pietra come queste che vediamo oggi esposte in una magnifica sfilata nella sala dedicata a Padova pre-romana del Museo Archeologico agli Eremitani. Queste stele che solo Bologna, pensate, importante città etrusca, coeva a Padova, dicevo, queste stele di per sé connotano Padova come città. Le iscrizioni in alfabeto venetico ci documentano la nascita e l'affermarsi della scrittura tra la fine del VI e l'inizio, diciamo fra la seconda metà del VI e la fine del VI secolo avanti Cristo, e il tema delle stele funerali patavine è quello del viaggio. Ecco perché è raffigurato molto spesso un caso, metafora del viaggio agli inferi. Entrambe le stele che vediamo provengono dalla zona delle necropoli orientali di cui parliamo stasera. Nella immagine successiva entriamo nell'atmosfera acquatica che doveva caratterizzare Padova nel primo millennio avanti Cristo. Questo ambiente perifluviale era popolato, vedete, da germani reali, anatidi più in generale, e per quello che riguarda
il paesaggio vegetale, le analisi dei carboni delle necropoli di via Tiepolo, via San Massimo, ci restituiscono appunto un paesaggio formato da aceri, da carpini, da faggi, da farnie, da frassini, da olmi, da salici e da ontani. Quindi specie in gran parte legate proprio all'ambiente di sponda. Se vediamo la successiva slide, possiamo cominciare ad annotare quali sono i ritrovamenti tra via Belzoni e via Tiepolo, che costituisce come zona il cuore pulsante come densità delle necropoli padavine. Quindi da ovest a est noi stasera le percorreremo, ma non solo queste, come simulando una passeggiata archeologica. Nella successiva pianta, che amo molto far mostrarvi perché è stata redatta da un grande appassionato, Giovanni Battista Frescura, che lavorava presso la soprintendenza archeologica a partire dagli anni 70 e che ha redatto questa, devo dire, deliziosa mappa archeologica del portello, vedete, che comprende tutti i ritrovamenti fatti fino a quel periodo, sia pre-romani, abbiamo visto dalla carta precedente che sono molti, ma anche di quelli romani. Quindi una mappa che vuole comprendere tutte le evidenze archeologiche necropolari del portello. In realtà, come vedremo attraverso questa passeggiata di stasera, ci saranno implementazioni, nuove scoperte che arricchiscono questa mappa. Ma andiamo avanti e proviamo a partire dalla estremità ovest dell'abitato alla fascia di limite, e siamo in via Sant'Eufemia, alla fascia, pensate, di limite tra gli ultimi propaggini dell'abitato che arrivavano all'ospedale Giustinianeo e l'inizio della necropoli. Cosa succede? Succede che in via Sant'Eufemia, prima che venisse fondata una parte, un settore della necropoli pre-romana, si verificano dei riti molto particolari, per non dire inquietanti. Vedete che si tratta di esseri umani, di cavalli e di cani sacrificati
ahimè, all'interno di fosse che erano state riempite di carboni. Si tratta di riti ancora sicuramente enigmatici che probabilmente sono spiegabili proprio con la posizione di questa area che era al limite in terra di nessuno prima di diventare necropoli e quindi dei sacrifici legati alla sua ubicazione. Probabilmente questa zona, dominata da divinità che tutelavano il mondo infero, appunto queste divinità esigevano sacrifici speciali come questo. Dopo questa fase che risale al VII secolo avanti Cristo, cosa succede in via Sant'Eufemia? Vediamolo nella slide successiva, dove possiamo apprezzare, so che è una parola grossa, ma consentitemela, la presenza di una fetta, chiamiamola così, un settore, uno spicchio, penso che ne possiate annotare la forma semicircolare del tumulo che verrà a impiantarsi sopra i sacrifici che abbiamo visto subito prima. Il tumulo di via Sant'Eufemia, che significato ha? Vediamo nell'immagine successiva che ho voluto aprire uno squarcio sul contemporaneo, perché il tumulo che cos'era per le culture antiche? Era un monumento che doveva rendersi visibile al di sopra del terreno e che comprendeva per lo più un gruppo di famiglia. Ecco che in modo diverso, ma non del tutto, la tomba Brion costruita dal Tivole da Carlo Scarpa vuole ricordare un tumulo contemporaneo e nello stesso tempo collegarsi all'idea delle popolazioni più antiche. Apriamo sulla immagine successiva per parlare, accennare a quello che era il rituale funerario dei Veneti antichi, che come sicuramente saprete già, usavano bruciare i loro defunti sulla pira funebre di cui vediamo qui un'immagine, una pira che pesava intorno al quintale, quindi occorreva parecchia legna, parecchio dispendio di energie e questa pira era formata per l'appunto da legna di cui i carboni sono stati analizzati dagli scavi recenti
e ci hanno permesso alcune ipotesi di ricostruzione del paesaggio. Ma non solo, dopo la combustione, che non era mai completa, ricordate Omero che parla delle pire spente col latte o col vino, le ossa combuste venivano accuratamente raccolte, come si vede in questa immagine ricostruttiva, e deposte all'interno di un vaso detto ossuario. Le ossa bruciate quasi sempre, abbiamo scoperto con il microscavo più recente, erano avvolte, protette in un panno di tessuto. Dopodiché l'ossuario veniva posto nella fossa. Qui abbiamo diverse tipologie di tombe che vanno dalla cassetta di legno a Padova alla cassetta di pietra a Este, a Mel, a Montebelluna, al vaso tomba, poi ne vedremo subito tra poco un esempio, e queste sepolture venivano accompagnate da un servizio di manufatti appartenuti al defunto, in parte e in parte donati dai congiunti. Questo a sottolineare quanto la famiglia fosse alla base della struttura sociale dei Veneti antichi. Queste tombe si enucleavano per tumuli che appunto raccoglievano i gruppi familiari. Vediamo nella successiva un esempio fra i più antichi di tombe che vengono dalla necropoli orientale. Qui siamo in vicolo San Massimo. Scusate, devo bere un po' d'acqua. E questa tomba esposta al Museo Archeologico agli Erentani è senz'altro una delle più sontuose della necropoli orientale, ma direi di tutta Padova. È una tomba che ammonta a più di 120 oggetti di corredo e è stata trovata in maniera del tutto occasionale appunto lungo vicolo primo San Massimo. Ne vediamo alcuni dettagli nelle immagini successive. Vediamo il vaso ossuario della tipica forma patadina, così come era disposto all'interno della grande situla di bronzo poggiata su una magnifica coppa pure di bronzo. E nella successiva immagine il vasellame
qualche esempio di questo magnifico servizio regale che tutti voi potete andare ad ammirare, perché è esposto appunto proprio all'entrata della sala dedicata a Padova pre-romana nel nostro bel museo. Andiamo avanti e vediamo un'altra, ecco, parlavo prima di tombe ad olio. Cos'è il d'olio? Un grande recipiente di terracotta che da dispensa alimentare nella vita quotidiana diventa vaso tomba. A partire dal VI secolo avanti Cristo, il d'olio è la tipologia preferita sicuramente dai patavini, ma in parte anche da altre città dei Veneti antichi. Sicuramente a Padova è molto diffuso. E vedete che all'interno del d'olio possono essere ospitati, oltre al vaso ossuario in posizione centrale, lo vedete, ne vedete il coperchio al centro del d'olio e tutti intorno questi deliziosi servizi di ollette, bicchieri, coppe quasi infilati uno dentro l'altro, perché è un uso tipicamente patavino quello di arricchire il corredo di molti elementi di ceramica. Forse più che di bronzo viene preferito un cospicuo servizio ceramico. Nell'immagine successiva vediamo un altro ritrovamento sorprendente dalla necropoli di Via San Massimo, ed è questo magnifico vaso dalla forma tipica patavina, il cosiddetto cipoliforme. Si tratta, vedete, di una forma molto espansa, con la spalla ampia, decorata da queste bugne che volevano ricordare le borchie di bronzo sul vasellame metallico. Pensate che questo vaso era completamente rivestito, il vaso e il suo coperchio, da una sottile lamina di stagno che lo rendeva molto, molto prezioso. Un dettaglio non da poco è l'avventura del suo rinvenimento, perché questa scoperta, che risale al 1982, è stata fatta in maniera del tutto occasionale, sempre in vicolo San Massimo. È passato qualcuno e ha buttato l'occhio nella trincea scavata per sostituire, pensate, una tubatura del gas, e ha visto questo coperchio
fortunatamente ha avvisato la soprintendenza e così questa eccezionale sepoltura è stata così fortunosamente recuperata. Continuiamo la nostra passeggiata e da Vicolo San Massimo, poco più avanti, troviamo il campo sportivo Petroloni, dove molti anni fa era stata rinvenuta una tomba celtica o quel che ne resta, vorrei dire, perché sicuramente questo gruppo di oggetti doveva essere più cospicuo, ma il significato di questa presenza è essenzialmente quello di sottolineare come anche da donna, così come Este, ma qui il discorso si potrebbe aprire a tutto il territorio veneto, ad Altino, a Montebelluna, agli abitati sui Lessini vicentini, dove a partire dal V secolo a.C. le culture locali vengono permeate da questi forti influssi celtizzanti. E questo sapete che ha fatto pensare a qualcuno, sicuramente esagerando, che in Veneto prima dei Romani c'erano i Celti. Non è così. In Veneto prima dei Romani c'erano i Veneti, ma gruppi celtici, persone, famiglie, sicuramente si sono inserite nella compagine locale e questa figura d'argento che sempre potete ammirare esposta nella sala preromana del Museo Hereditani di Padova, questa figura d'argento, dicevo, notate la finezza dell'incisione alla base dell'arco, dovrebbe essere importata dalla zona di Bologna, dove c'erano i Galli Boi, no? Ecco perché questi materiali residui dal campo Petron possono essere per noi molto importanti. Ma andiamo avanti e vediamo la pianta dello scavo, andiamo avanti nella passeggiata e arriviamo in via Tiepolo. In via Tiepolo nel 1988 il comune decide di sistemare la rete fognaria, quella che vedete al centro della strada, no, in colore grigio, è la trincea delle fognature e tutti i punti in rosso che vedete sono le tombe che abbiamo trovato e scavato, una trentina di tombe lungo la trincea. Pensate, la trincea era larga
solo 1 metro e profonda 2,80 metri, ma al di sotto delle tubature e qualche volta anche al di sopra abbiamo identificato, disegnato, asfaltato una trentina di sepolture che, come potete vedere, si raccolgono, non sono sparse, no? Qua e là, ma si raccolgono in 3 gruppi che all'epoca avevano fatto ipotizzare, vista la loro stratigrafia verticale disegnata all'interno della trincea, avevano fatto pensare a delle strutture tumuliformi, ma questa era un'ipotesi. Vediamo poco dopo cosa è successo e così andiamo avanti nella nostra passeggiata. È successo che nel 1990 l'ESU decide, e vedete nella pianta in basso c'è sottolineato dal colore azzurro, eccolo qui, l'area ex Tormene, un'area di 4.000, più di 4.000 metri quadri, su cui finalmente poter effettuare uno scavo in estensione, non più puntiforme tra un tubo del gas e un tubo dell'acqua, non più il ritrovamento fortunoso di via Tiepolo, tomba dei vasi mortiati o anche dello scavo di Giovanni Battista Frescura degli anni 60. Non più piccoli pezzi di un puzzle che non si può rimontare completamente. Questa volta erano a disposizione 4.100 metri quadri e, come vedete qui, con ambiti diversificati. Quello che mi preme farvi notare è che nell'area centrale, quella in azzurro chiaro, vedete la traccia di un paleoalveo che percorreva la necropoli e che poi è rimasto sepolto per modifiche naturali successive. Si è spostato più a nord. In ogni caso, questo scavo, che è durato 1 anno, ci ha dato finalmente l'occasione per capire ciò che fino a quel punto, al 1990, non era stato possibile capire, cioè l'organizzazione topografica della necropoli pre-romana e romana, che prevedeva le tombe più antiche che si erano ben conservate, almeno dall'8º, se non dal IX secolo avanti Cristo,
soprattutto come potete vedere nell'area nord. Poi invece nell'area sud ancora molte tombe pre-romane ricoperte a loro volta dalla necropoli romana, quindi quella che si chiama una stratigrafia orizzontale. Sicuramente, se qualcuno di voi ricorda la mostra che Roberta Rigatto prima ha menzionato, Venetkens, viaggio nella terra dei venti antichi, c'era una sezione dedicata che si chiamava Ecco il cavallo, Ecco è cavallo in venetico, e che era appunto dedicata a esporre le tombe ritrovate nel tumulo, in uno dei più grandi tumuli identificati nelle necropoli del Veneto. Ne vediamo nell'immagine successiva una pianta, so che resterete delusi, perché ancora una volta, vedete, si tratta di un arco di cerchio, di una fettina di tumulo. Tutto il resto è sotto le case. Ma questa porzione di tumulo, pensate, ha permesso di ricostruire un diametro superiore ai 35-40 metri, e questa struttura era, come vedete, delimitata da una specie di canaletta che poi si è rivelata in realtà occupata da una palizzata, e lungo la canaletta vedete che si distribuiscono le tombe ad olio che facevano corona al tumulo. Sicuramente un dato molto importante è quello della sepoltura, o meglio, dell'uccisione di 2 cavalli alla base del tumulo. Forse li vedete in basso nell'immagine, subito sopra la scala metrica si notano le 2 fosse, purtroppo tagliate dai interventi successivi, le 2 fosse con i cavalli sacrificati per la fondazione di questo grande tumulo. Uno almeno dei 2 cavalli era accompagnato da un giovane, un palafreniere, uno scudiero, un ragazzo di 18 anni circa, sacrificato probabilmente insieme al cavallo del principe. Andiamo avanti però, perché il tempo sta volando, e vediamo alcune delle tombe trovate nello scavo di via Pietro, via San Massimo. Questa molto interessante per la forma singolare del contenitore di legno,
vedete un cilindro, una specie di pino, e per questo magnifico esemplare di cintura con un racconto mitico. Vediamo nella successiva un'altra tomba, sempre dallo scavo di Tiepolo, un po' più recente, con una bella coppia di orecchini d'argento, li vedete in foto, oltre che nel disegno, anch'essi di gusto celtizzante. E ancora un'altra tomba da via Tiepolo, la 122, vedete questa volta particolare per la presenza di questo servizio miniaturistico di lamina di bronzo che rappresenta il focolare domestico e la sua sacralità. Andiamo avanti perché dobbiamo, ecco, andare pian piano verso la conclusione della nostra passeggiata e accenniamo, come giustamente diceva Roberta Rigato, anche alle necropoli romane del Portello. Qui vediamo una pianta della città romana e a trapeggio i suoi principali assi viari. Nella immagine successiva, tratta da un bel volume di Cecilia Rossi, che ha studiato con cura le tombe romane di Padova, vediamo qui quante sono anche le zone di ritrovamento delle tombe romane a oriente della città, che io qui ho scritto del Portello, affettuosamente detto, ma vediamo qualche corredo nell'immagine successiva, dove dovrebbero essere esemplificate alcune tombe, e anche di queste, sapete, sono esposti i corredi al Museo Archeologico agli Eremitani. E vediamo ancora qualcos'altro, le tombe di via Belzoni. Qui da via Tiepolo ci siamo spostati in via Belzoni, dove è stata scavata una necropoli romana, spartita, diciamo così, bipartita. Una parte era destinata alle tombe degli esseri umani e una parte alle tombe di cavalli. E faccio notare che nell'immagine a destra c'è un bel esempio di pozzo romano, e questo appunto da via Belzoni, ma i pozzi romani sono stati trovati in molte altre necropoli patavine, perché il pozzo ovviamente e l'acqua avevano un ruolo assolutamente dominante anche nella manutenzione, nella cura delle necropoli. Dicevo, una parte destinata ai cavalli. In via Belzoni sono stati trovati, se ricordo bene, 28
scheletri di cavalli, alcuni molto ben conservati, che sono stati anche studiati dal punto di vista dell'età e del sesso. Vediamo nell'immagine successiva un particolare, uno dei cavalli di via Belzoni, pensate, è stato trovato ancora con la collana di gran dosso che gli ornava il collo. Questa collana pure potete vederla esposta al Museo Archeologico agli Eremitani nella sala dedicata alla via Annia. E infine siamo quasi addirittura d'arrivo. Vediamo tra le scoperte relativamente, perché ormai sono passati diversi anni, anche dallo scavo di via Gradenigo che risale al 2003 e dicevo è un omaggio a Portello Segreto e a Sant'Alica che ha la sede nella stessa strada, questa immagine della necropoli di via Gradenigo, 600 metri quadri, 100 tombe databili tra la fine del primo secolo avanti Cristo e gli inizi del primo secolo dopo Cristo. Via Gradenigo dovrebbe costituire il limite proprio l'estremo limite dell'espansione delle necropoli romane orientali. Vediamo infine un brevissimo video che adesso la nostra bravissima Marzia metterà in funzione e che vuole spiegare il progetto a cui stiamo lavorando da alcuni anni. Non c'è, questi sono i cassoni di legno prelevati dallo scavo di via Tiepolo, via San Massimo, ne sono stati asportati per un totale di 120 tombe su 300 scoperte e attraverso gli anni abbiamo ripreso a scavare questi cassoni, da noi così detti, e a documentarne il contenuto. Ciascuno di essi contiene un paio, 2 o 3 tombe. Vedete qui alcune fasi della lavorazione in un capannone, le fasi di restauro molto delicate. È chiaro che questo materiale ha sofferto di essere rimasto così tanto tempo ad aspettare che lo Stato, gli enti pubblici si ricordassero di questi tesori. Vediamo qui alcune immagini
che riguardano le fasi di scavo, di lavorazione e addirittura le analisi. Qui c'è una TAC effettuata durante il nostro progetto, non è la prima, non è nemmeno l'ultima, vedete una TAC effettuata che mette in luce il contenuto dell'usuario prima di scavarlo. Una indagine preventiva assolutamente utile e per la buona conservazione dei pezzi. Qui vediamo il lavaggio dei carboni che verranno poi studiati dai paleobotanici. Infine, una occasione che abbiamo voluto creare ogni anno, a parte la pausa del Covid, di archeologia partecipata. Siete tutti invitati fin d'ora alla nostra prossima, speriamo, apertura, in cui chi si prenoterà, e io sarò attenta a avvisare Roberta Ridato delle date, potrà venire a vivere queste emozioni dello scavo in laboratorio. Ecco, io a questo punto devo dire abbastanza puntuale do termine alla mia chiacchierata e resto a vostra disposizione per le domande. La Viania passa proprio, taglia quest'area di necropoli, quindi diciamo che già era esistente, anzi verrà realizzata poi nel bel mezzo di quest'area appunto di sepolture. Sì, non è che Come è avvenuta questa cosa? allora, Si capisce un po'? sì, in realtà la Viania, se di essa si tratta, noi quando abbiamo scavato nell'area di via Tiepolo, via San Massimo, prospiciente via Tiepolo, abbiamo identificato un tracciato stradale, diciamo del tipo glareato, di III secolo avanti Cristo. Potrebbe trattarsi di un'antenata della Viania, però la Viania non ha tagliato le tombe, le ha rispettate se si è sovrapposta a quel percorso che avevamo identificato, perché tombe pre-romane al di là, diciamo, verso, per capirci, verso il macello Cornaro, non ne abbiamo trovate. E quindi dovevano fermarsi più o meno lungo, diciamo, l'attuale via San Massimo. Buonasera. Volevo sapere, chiede Laura, se a Padova sono state trovate sepolture di cavalli insieme ai loro cavalieri, non persone sacrificate, quindi o cavalli sacrificati, come è successo, lei fa riferimento al caso esposto al Museo Archeologico di Adria. No. Come sepoltura di cavallo certo, e cavaliere. Chiarissima la domanda, è chiarissima. Il caso di Adria si riferisce a un giovane principe, probabilmente di origine celtica, così come è il caso di Santa Maria di Zevio nella bassa pianura veronese,
un'altra sepoltura con carro e cavalli per un giovane principe celtico di III secolo avanti Cristo. Le sepolture equine di Padova, di Este e anche di Alpino finora non ci raccontano dei cavalieri, ma degli schiavi piuttosto, dei palafrenieri, degli scudieri, ma non dei cavalieri, direi finora. Vi ringraziamo tutti e ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Alla prossima settimana, grazie dottoressa Ruta, grazie dottor Ciglione.